Ragazzi, io sono Marcix e ci siamo qua su The Escapist, il secondo episodio. Il primo mi è piaciuto tanto, visto che avete raggiunto i 3 like, quindi possiamo iniziare con il secondo episodio. Ok, nell'altro ci siamo fermati qua. Posiamo tutte le cose nell'accesso. Fammi uscire. Sì, qua. Possiamo questo. Vediamo cosa vende il matematico, l'inchiostro, robe varie. Non mi interessa, non mi interessa. Allora ho messo i punti alla fine di questo episodio scoprirete come si chiama. Come sempre devo essere io il primo a giudicarmi le merendine più buone. Prendi un po' di tutto e ti siedi da solo. No, mi fa compagnia il mio socio, è abbastanza. Ti regalo una forchetta. Goloni. Vediamo cosa vuole il professore biondo. Allora, biondo è lui. Vabbè, sì. Quindi adesso devo andare a vedere dentro la chat di biondo, se ho capito bene. Ecco qua, biondo's desk. Più facile di così, porca miseria. Andiamo. No, non si deve lavorare. Vabbè, mi dai questo qua il tempo di andare a controllare nelle ceste altrui. Ma non hanno niente, vero? Dai, Lelio. Pure tu mi deludi. Storm, che cos'è? Scotch! Dobbiamo fare una cosa, ragazzi, se no qua non si va avanti. Allora. X de secco. Picchia, Exo, picchia! Picchialo più forte. No, io lo scotch! Mi fa male! No. Sì, vai, pensaci tu, va. Bravo, vediamo che cosa... Guarda, ti tolgo pure i vestiti. Ecco, rimani così e ti metto qua. Guarda. Va crepa, va. Ok. Volevo andare a prendere delle forchette. E adesso devo scoprire cosa voglio fare. Di già lancio. No, non ci va. Un attimo prendo le mie altre cose. Non inventare bene. Ecco. Non hanno notato che io mancavo. Allora, forse ora ci sentirete, prima non avrete sentito niente, forse.
Aspetta, io poi adesso queste 2 o 3 guardie le uso per farmi fare amici tutte le altre gente. Però come le porto? Le dovrei portare io una ad una. In effetti. Vabbè. Gli do le tute sporche. Ma va. Ci do questo. Ok. Un secondo abbiamo anche quest'altro tour. Dovrò scappare subito nella mia cella. Un secondo. Entrare uno. Vai! Non me ne vado. Addio poliziotti. Niente qua. Niente. Ok, perché ho la forchetta di accesso? Vabbè, adesso facciamo un'altra crepa qua sul muro. Tanto ci basta. Anzi, ne lasciamo solo una, ed è quella là che useremo noi. Ok. Guardate, filo dritto. Tu biondo che vendi. Grazie. E sai cosa ti regalo? Una tuta guardia. Chi è quello a cui non gli sto simpatico? L'Elio. Allora, questi qua sono per te. Cool, vero? Tieni, divertiti. A me servono cuori, quindi alleniamoci più che possiamo. Hanno picchiato Exo. Biondo. Vediamo cosa ha. Ah, ma fai schifo. Anche una postcard. Vabbè, noi continuiamo ad allenarci nel frattempo. Mi dispiace, non mi devo allenare. Vai, cala di 1, energia, vai. Ok. Adesso possiamo entrare l'elio. Timber Brace, io lo sto comprando tutto anche se non serve. Ok, vediamo chi era l'altro monello che vendeva. Biondo, l'elio. Ah, ti hanno picchiato di nuovo. Ti sarei preso tutte le briochine che conoscevo. No! Oh, il ferro! È un timber brace, non mi prenderete mai, infami. No! Ho un'arma. Ah! Devo controllare qua. Guardatela qua là cosa c'è. Volevo prenderci subito delle forchette. E adesso voi scoprirete a cosa serve qualcosa. In pratica, se lo toccate vi dà un treasure. Un tesoro. Anche qua c'è, potrei fare questo.
Abbiamo che già si è rotto. Vabbè, tanto. Ce la faremo. Se trovo proprio un piccone oppure una chiave, la chiave arancione. Steltissimi. No. Ci sono alleati. Per picchiare non so chi, però vabbè. Ma chi era? Gologgi. E adesso tipo le forchette non mi basteranno. Devono bastare. Vai. Ecco. La chiave delle entrate. Cioè sì, è buono perché potrei uscire tipo la notte. Guardate, appena schioccherò le 10. Adrian! Che c'entra Adrian? Ecco, vedete. Vabbè. Ce lo conserviamo, tanto non fa male. E se provassimo a scappare oggi? Potrebbe, sapete. Noi proviamo, nel caso tipo mi rifaccio tutto il giorno da soli. Aspettate, vi devo fare prima il bedtime. Comodo troppo. Che palle. Sort it out. Ma io qua sono vivo. Mamma mia. Sbrigatevi che sono qua. Sono qua in camera mia, va, io vado a dormire. Mamma mia. Dai, non può che non vedo, ma ecco. Non mi ho visto! Dammi, mettiamolo qua, tolgo le tende. Vai che qualcuno passi! Dai, mi scongiuro, ancora 40 secondi! Dai, vi prego, passate di qua, passate da questo corridoio, passate! Che cosa... Non sapete cosa vuol dire passate? Porca miseria! Storm, diglielo tu! Come cavolo si chiamano i poliziotti? Ecco. No, non l'abbiamo visto! Vabbè. Io ero dentro una cella, però... Niente. Ecco. No, mi rifiuto. Vabbè ragazzi, questo giorno non è stato granché e quindi se vi è piaciuto l'episodio lasciate un commento mi piace e a 3 like farò un altro episodio di questa serie. Ciao!